Mi ha fatto un po' strano, devo ammetterlo, perché vabbè, non me lo aspettavo. Per lei è stata una sorpresa. Beatrice Bebe Vio è ora ambasciatrice di Expo Milano 2015. La stella di scherma in carrozzina, campionessa mondiale 2014, è infatti tra i testimonial dell'esposizione universale che partirà il 1° maggio a Milano. Molto attiva anche nel sociale, Beatrice è l'ispiratrice e la testimonial dell'associazione Art for Sport Onlus, che crede nello sport come terapia fisica e psicologica per bambini e ragazzi con amputazioni di arti. È fondamentale dunque per chi opera nel volontariato è proprio l'energia, quella per la vita. Lavorando tanto, tra virgolette, lavorando con le associazioni, in particolare Art for Sport, e combacia tantissimo col fatto dell'energia per la vita, perché essendo sia cibo che energia per la vita, e c'entra pieno tutto il nostro discorso di andare avanti bene e di divertirsi. Beatrice si augura che l'esposizione universale possa far riflettere su argomenti di stretta attualità per il futuro del pianeta e del nostro paese. Speriamo un po' di cambiare un po' le menti delle persone appunto con l'idea di energia per la vita e di riuscire a far capire che ci sono tante belle cose qua da noi in Italia. Quest'anno l'oramai noto Giochi senza barriere, che fa il verso all'indimenticabile Giochi senza frontiere, sbarcherà proprio a Milano il 27 giugno all'Arena Civica. Gli ingredienti resteranno gli stessi. I ragazzi dell'Art for Sport Team, insieme ad altri bambini con disabilità, si sfideranno in divertenti gare sportive a tema cibo naturalmente, insieme a bambini e adulti normodotati. E anche quest'anno tanti volti noti che prenderanno parte ai giochi, ognuno col suo cibo preferito. Io sono un amante del McDonald's. Per te il piatto buono, quindi è hamburger e patatine. Sì, Crispy Black Bacon con salsa agrodolce.